Buonasera a tutti ragazzi, quindi qua tempo davvero brutto, sta piovendo poco, quindi continua il maltempo al sud Italia, quindi pure oggi è una giornata proprio spettacolare, quindi non ci sono santi ragazzi, mi sa che domani sarà peggio di oggi, quindi già ho fatto il video prima e la cosa non stava messa bene e mi sa che domani sarà proprio una brutta giornata. Già è bello il brodo. Fortunatamente forse tra poco riusciremo a uscire da casa, anche se la verità non mi fido più di tanto, però aspettiamo che succede. Il tempo davvero è pessimo proprio, neanche i cani ci sono giù, quindi proprio stiamo a posto. Francesco sta facendo le alici fritti, dorate e fritte. Secondo me sta ancora mangiando. Ha detto che doveva fare le alici fritti con sale e pepe. Quindi sta, secondo me, si sta scassando. Secondo me ora tutti quanti stanno vicino alla tavola e si stanno rompendo tutti quanti. Oh, grazie, buonasera. Secondo me stanno ancora tutto time cucina. Francesco stava facendo la lice fritta, quindi sicuramente o sta finendo o mo fra poco vedi come arriva. Quindi alice fritte. Mi ha fatto venire la voglia pure a me, ma oggi ho accattato pure. Ma in questi giorni come le trovo però, beh, diciamo abbastanza grandi. No, ultimamente le ho trovate però erano proprio piccole, no? Belle, devono essere grandi che così quando la mangi si sente in bocca. Anche perché volevo farle due marinate, quindi se le prendo piccole poi che fa? Quindi una bella papatica. Qua qualcuno sta scopando, che ne so, sento un rumore. Boh. Avvocatella secondo me sta mangiando, Cristina sta mangiando, stanno tutti attaccati alla cucina, mo è proprio l'orario, diciamo. Proprio un tempo, proprio una mamma mia, a Napoli oggi non c'è stato nessun contagiato, qualcuno ha scritto addirittura se ne ha rubato il virus. E tu hai esagerato. Un ragazzo su TikTok ha detto oggi a Napoli nessun infettato, se ne ha rubato pure il virus. Quindi a Napoli se ne è fatto pure il virus al finale. S'hanno rubato. È scomparso, non lo trovo. Quindi fortunatamente oggi siamo andati bene. Mo vedi come arriva, sì, sì. Lo vedi, secondo me incomincia prima da anonimo e poi comincia la sua sfilata di carro, tipo carro allegorico. Mamma che serata, non ce la faccio. Stasera io brodo di pollo, quindi leggero, però tengo fame. E domani sta un altro dilemma, domani che ci mangiamo? Che guai. Sta quarantena secondo me mi ha messo 40 kg. Sì, sì, ma arrivo macellai, oramai io e Francesco chiamiamo Ciccio Salomea. Tra poco esce col suo nome, o macellaio o Ciccio Salomea. Quindi speriamo che entra col suo nome. Anche perché ha detto che qua ci stanno tanti amici in chat con lei, quindi perlomeno ha detto così che sono tutti complici suoi, no? Quindi in effetti io ho 79.100 complici. Oh, che ricordo. Conosco 79.100 persone. Oh, sta tutto quanto scassando, noi a mangiare, tutto quanto concentrato. Francesco secondo me si sta appiccicando per la linea. Secondo me Francesco sta bello, già me lo immagino Francesco, Alice,
limone, sale, pepe. Mamma mia. Guardate che tempo qua, neanche il mare si vede oggi, mamma mia. No, sa fatto dorate e fritte. Ha detto mi fai cotolette, ha detto no, dorate no, fritte. Sale e pepe, direttamente farina, olio, sale e pepe. Cioè filane gli toglie solo la testa e l'interiore, e poi le infarina e poi bum bum bum. Sì, ma vedete come arriva. Quando poi arriva quando meno te l'aspetti. Quando poi, mo è orario, mo fino a domani mattina poi. Siamo in giorno riposo, poi la notte fa un long time, fa la nottata, fa maculato. Quindi fa la vigilia più o meno. Sì, sì, da fa la comparsa. Vabbè, ma già si sa la comparsa. Voglio i gemelli, prima parola. Oppure mi devi dare i due gemelli. Quindi questa è la parola d'entrata più o meno. Oppure qualche minaccia. Sì, sì. No, peggio i nuovi russi. Arrivo subito. Mamma mia. Cosa avete mangiato di buoni a voi? Sì, sì, oppure così è. Frasi di senso compiuto. Grazie, tu cosa hai mangiato stasera di buono? Avvocato, tu? A parte torto, tortine, per creature. Hamburger, ma che ne so, grazie, se è nato o no. E che ne so, c'è 24 mesi di gestazione più o meno. Una frisella leggera. Oggi ho fatto un bruschettone proprio, l'ho messo su TikTok. Ci ho messo pure la canzone di Rocco Hunt. Ho fatto un bruschettone light. Macinato, pomodoro, scamozza, formaggio, uova. Ho fatto proprio un bruschettone gigante, sai, quei bruschettoni grossi che vendono. Però ho mangiato solo quello e è affinato. E poi stasera un po' di brodino. Però i bruschettoni oggi era spettacolare. Oh, oggi è da Cristi è da polenta proprio. Oggi ti sei buttato proprio sul nordico. Polenta con carne. Mi ricordo che gli amici del Trentino, goulash e polenta, goulash e polenta. Pure in Valle d'Aosta, polenta, 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 fagioli e salsiccia. L'ho mangiato pure a Torino così. Sì, sì. È maleducata Cristina, ha detto, non ha detto ne vuoi un po'. Potevi mandarlo con DHL. Sì, sì, lo so, più o meno ci sono stati in quelle zone, lo so. Solo il problema con i ragazzi della Valle d'Aosta, del Veneto e del Trentino Alto Adige era il bianchetto che non andava bene. Le fiere uscivo alcolizzato con loro, anche se io non bevo, eh. E loro dai, il goulash, un bicchierino, un goulash, un bicchierino e buonanotte. K.O. Al finale, ogni volta era sempre la stessa storia. Vabbè, guarda, la polenta la devi saper fare. Ma io l'ho mangiata a nord, Valle d'Aosta, Veneto e Trentino Alto Adige. La fanno bene, quindi la devi saper fare. Stava un signore in fiera che aveva un macchinario che girava sta polenta, quindi lui faceva la polenta in questo coso che girava lentamente, lentamente. Poi a parte aveva le salse tipo che ne so, salsicce e fagioli che poi guarniva con la polenta, diciamo. Però questo c'aveva proprio sto macchinario che girava lentamente. Ah, con l'altra polentona. E ti posso assicurare che in queste tre parti l'ho mangiata bene. Poi se la facciamo qua a sud viene proprio una chiavica. Non è arte nostra la polenta.
quindi non è per noi. Quindi diciamo che non è un piatto che possiamo fare qua. Quindi diciamo che quelli il goulash, ad esempio il goulash come lo fanno i ragazzi, eh. Ma avvocate, un po' di tutto al finale, non è che sai fare di meglio, è tutta la cucina salata al finale. In effetti, quello ho detto sempre, alla fine la cucina secondo me è un dono che uno ha. Diciamo che non è che uno è bravo, uno è come se avesse un dono, capisci? Questo è quello che dico io. Posso fare, ad esempio, io di dolci ragazzi sono negato, l'ho sempre detto, i dolci di grano e le zeppole. Poi non so fare più nulla. Se mi cercate un pan di Spagna, ma è una cosa semplicissima, io non lo so fare. Se mi cerchi, che ne so, una parmigiana di alici, qualsiasi cosa, no, non lo so fare. Allora, ti posso fare tutto, quello che vuoi, lasagne, cannelloni, roast beef, quello che vuoi. Quindi, quando si parla di carne, di primi piatti, spaghetti e vongole, ma tutto quello che vuoi della cucina, pure, diciamo, non campana. Però i dolci proprio, perché non mi sono mai appassionato a questa cosa, questa è la cosa. Quindi in effetti ho sempre fatto sia di terra che di mare, quindi i dolci noi dove ho lavorato li compravamo sempre, quindi i dolci erano già fatti e buoni. Sì, grazie, però la maggior parte dove ho lavorato io, tutte le parti, diciamo Torino, Milano, ma tutte le fiere che ho fatto pure all'estero, erano tutte robe già congelate e fatte, quindi già dovevi solo cacciarle fuori, erano pronte già. Quindi tutta roba precongelata che tu cacciavi un'ora prima, come i famosi muffin, no? Tu vai al bar, i muffin, quelli sono già fatti e buoni. Quindi non è che devi fare, li cacci un'ora prima e buonanotte. Oppure le famose ciambelle, le famose graffe come le chiamano, quelle là rotonde. Quelle sono congelate, le cacciano un'ora prima e buonanotte, le impastano nello zucchero e voilà. Le aprono, le farciscono, tutte cose, ma sono congelate al finale. Cornetti, sfogliatelle, tutta sta roba qua, è tutta roba congelata. Dal, diciamo fresche davvero. Però la maggior parte dei ristoranti usa queste qua già fatte buone. Poi ci sta chi se le fa portare, però la maggior parte è roba già fatta e buona. Quindi diciamo che perciò non ho mai voluto, ma no, diciamo, mi riesce bene la roba salata, quindi questa è la cosa. Parmigiano, parmigiano di alici, cannelloni, nessun problema, soufflé, timballo di tagliatelle, ma tutto quello che vuoi pensare, tranne che la roba dolce. La torta di pan di stelle, l'ho vista fare, secondo me non è tanto difficile se si usano i biscotti. Lo so, i castagnacci, ad esempio, qua li chiamiamo noi, sì, fatti con la farina di castagne, in effetti, sì, pure Roma sono buoni. Pure gli strufoli, pastiere di grano. Mia mamma, ad esempio, le fa queste cose, ma io no. Cioè, mi può cercare che vuole, mamma, ma tranne questa roba qui. Però, come dico io, uno è portato. C'è un mio amico, ad esempio, quello che sta in Giappone, che se lo vedi di fare i dolci, l'ho fatto vedere a volte pure diciamo, ad Avvocatella. C'è questo amico giapponese che fa dolci che fanno paura proprio in Giappone, li fa. Questo è un mostro a fare dolci. Ti ricordi, avvocato, l'amico mio giapponese là, fa paura, è un mostro proprio. Guarnizioni di... ma una cosa proprio, ciao Alfonso, allora come va il cane? No, stavamo parlando del mangiare in generale, ho detto guarda, io sulla roba salata vado bene, il problema è il dolce che non so fare. Secondo me, Francesco, secondo me,
Se attaccate vicini l'alice fritta. Sì, sì, avvocate, io adesso stanno chiuso perché poco fa l'ho sentito. Stanno chiusi e aveva fatto dei calzoni ripieni con spinaci, scalogno e carne di maiale. Poco fa l'ha fatti. Mi ha mandato una fotografia. Per chiusi e si è messo a divertire a casa a fare sti panzarotti che si chiamano Yungu. Quindi sono tipo dei panzarotti nostri, però con spinaci, carne di maiale, scalogno e mi pare aglio. Quindi una bomba in poche parole. Ma non lo so, guarda Alessandro, ogni volta su Messenger mi manda buonanotte, sempre presto, al finale va a dormire, non lo so. Poi a volte va sul canale suo degli amici suoi, là, della sua cugina, là, Sisea e Orion, là, gli altri due ragazzi che hanno il canale. Quindi loro parlano degli amici, come si dice? Degli amici alieni, queste cose qua. Ricotta e mozzarella, pure buoni. Guarda, io qualche volta devo fare pomodoro e mozzarella, i, i calzoni. Oppure devo fare proprio semplice, grazie. Mozzarella, sale e pepe. Semplice proprio. Mozzarella e pepe e basta. Quelli là classici. Senza fare tutte queste cose complicate. Il vero panzarotto, diciamo, al finale. Puoi fare mozzarella e pepe. Un cucchiaio di pomodoro, giusto per sporcare. Ma ci sta chi ci mette i crocchette, chi fa che, però troppo complicato poi. Un po' di ricotta ce l'ho. Un panzerotto per la ricotta è pure buono. Però, guarda, Cristi, allora se vedi la tizzona di Battipaglia ti metti paura. Un chilo di mozzarella che si taglia a fette, che fai? Non la mangi? Poi quando la tagli esce latte da tutte le parti. È uno spettacolo, oppure una famosa burrata pugliese. Che quando la premi, mamma, esce da tutte parti. Oppure i bocconcini ripieni di burro e speck, oppure prosciutto crudo. Yeah. Ci stanno le cose sfiziose. Specialmente questi nodini li chiamano. Mozzarella di bufala e un po' di tonno e talle gris, come di chi. Questo sarebbe un panino tipo estivo, quando fa caldo. È come quando fai l'insalata di riso, più o meno, tanto per dire. Un piatto freddo. Sì, sì, qua usiamo molto melenzane, in effetti pomodori a quintali qua, vabbè, qua il pomodoro è nazionale per da noi. Però cavolfiore, verza, ma qua usiamo un sacco di verdure a finale. Zucchine, ascapicia, voglia, qua si consumano broccoli friariel. Sì, sì, le melenzane specialmente a funghetti, a parmigiana, ripiene con la carne macinata, ripiene col pane, con le olive, a voglia, è proprio la patria in effetti. Ciao Michele, buonasera. Quindi diciamo che è così, qua a sud perlomeno le verdure vanno proprio. Salerno, di fronte a te diciamo c'è la lungomare, anche se il mare adesso non si vede, però in linea d'aria stiamo di fronte Salerno città proprio. Stiamo in 4 km dal porto di Salerno, di fronte è il porto di Salerno proprio, dove vedi questa nuvola grigia, diciamo. Quindi stiamo in città proprio, anche se un po' più sopra, però vicini alla città proprio.
Quindi diciamo che questi a finale qua, verdure, insalata verde, cetrioli, patate, apizzi patane, frittate di patate, quindi verdure quando ne vuoi, la verza stufata con le costine di maiale pure. È un piatto però più invernale, la verza stufata. Fai la verza stufata con le costine di maiale, è un piatto però tipicamente invernale. Ciao Zic, sì, ultimamente qui ne ho visti due o tre, ma non lo so se erano UFO oppure no. Sì, sì, buone le costine di maiale, però ho visto tanti video in effetti, un gatto di patata, prosciutto cotto, oppure c'è sta chi mette wurstel e mozzarella, tante cose diciamo, poi ognuno lo fa a modo suo, eh. Chi ci mette i salumi a pezzi, ognuno poi lo fa come vuole. Ah, frittati di maccheroni. Le costine di maiale sono buone con le cipolle, ad esempio, tipo una genovese, va, oppure fai il ragù, fai costina, carne di manzo, salsiccia, nervo, quindi fai un gran ragù e poi, semmai, metti due ravioli pure la domenica e buonanotte, una parmigiana vicino e si è spenta la luce, poi come dico io. Sì, sì, pure a me, l'aglio e la cipolla, a volte, a volte qualcuno dice, ma che hai mangiato l'aglio? Sì, sì, la pasta fatta in casa, sì. Quando, a volte faccio ancora, io qua c'ho ancora il, come si chiama? Come si dice in italiano? L'italiano proprio è un caso particolare per me. Il tegame, quello di Creta, come si chiama? Grazie, aiutami tu. In effetti c'è quel tegame di Creta dove si fa il ragù, dove si faceva il ragù tanti anni fa. Non mi ricordo come si chiama quel coso. Aveva un nome, l'ho perso. Però è una pentola fatta di... Sì, il coccio, sì, sì, quello di coccio, sì, sì, è coccio, sì. Quello lì marroncino, sì. E quello è vecchissimo e lì si faceva il ragù. Quello era della nonna, pensiamo un po' quanti anni ha. È come il famoso braciere che si usava per riscaldare la casa, tanto per dire. Sì, tegame di terracotta, sì, ogni tanto prendo questa insidia, come la chiamo io, e faccio il ragù là dentro. Viene un'altra cosa, quindi fiamma bassissima, deve cuocere 6-7 ore, 8 ore, il ragù deve... Quindi non ci possiamo fare niente, ragazzi. Siamo maniaci del mangiare bene al finale. Secondo me Francesco si è attaccato a vicino alla cucina stasera. La damigiana di vino. Sì, grazie, pure io ho quelli là piccolini e facciamo i gnocchi lì dentro, ce n'ho 5. I tegamini di terracotta piccolini, però là facciamo, come hai detto tu, i gnocchi nel forno con la mozzarella e tutto. Quindi diciamo nelle quelle lì piccoline di terracotta, i gnocchi al forno, diciamo noi. Al finale, ragazzi, vedete che il mangiare piace a tutti al finale. Il problema è che si ingrassa. Se io non ingrassavo mi mangiavo pure la tavola. Però non si può al finale. Guarda, io ho girato, ve l'ho detto ragazzi, tutta l'Europa, quasi. Bravo, Nunzio. Ho girato, non dico tutto il mondo, ma poco ci manca al finale. Posso garantire che come si mangia qua, ragazzi, non si mangia da nessuna parte. È vero, in qualche luogo puoi trovare qualche specialità, che ne so, in Finlandia puoi trovare il baccalà, il salmone, che ne so, in Polonia puoi trovare patate, pollo e carne di maiale, in Romania la stessa cosa. Però al finale, come si mangia a casa, ma in Italia in generale, non si mangia da nessuna parte.
Anche in Romania si mangia bene. Quindi diciamo che sono stato in Francia, ma fa cara chi mangi più veloce. In Francia si mangia malissimo, perlomeno sono andato in 4-5 parti, ragazzi, e proprio lo sconsiglio vivamente. In Germania si mangia molto grassoso, quindi là se stai un mese ti viene un infarto, quindi mangiano molto carne di maiale, würstel, proprio se vivi un mese in Germania ti viene un infarto. Sempre esagerato, a tu. In Ungheria non è arte loro, a finale. In Spagna un po' la paella, sta roba qua, e vabbè. Poi, che ne so, Romania, base di carne, dovete mangiare. Sì, sì, grazie. Poi in Polonia la maggior parte, ve lo garantisco, patate, pollo, la carne di vitello, scordatevela lì, non esiste proprio, è sempre maiale, maiale oppure qualche cosa così, e pesci d'acqua dolce, quindi roba affumicata. Tutti i prodotti tipo prosciutto non esistono, esistono gli affettati affumicati. Anche in Romania la stessa cosa, quindi diciamo che scordatevi il prosciutto di Parma, ste roba qui. Sì, sì, tonno con maionese, sì, sì, a voi. L'unica cosa a differenza che ho notato che anche in Italia si fa, in Finlandia salmone e baccalà con patate, sempre la stessa minestra. E poi tengono sto vizio di mangiare fuori casa, pizza, che poi non è pizza, è finale. E poi quelle cose dove ci sta che puoi mangiare, spendi 20 euro e quello che puoi mangiare tutto, tipo cinese, va? Tipo ristorante giapponese, solo che non è giapponese, che ne so. Una volta solo sono andato lì a fare sto all'in can yut, cioè significa mangia tutto. In effetti puoi prendere quanta roba vuoi tu, però è tutta roba che fa male. Allora ti dico cosa ci stava. Ci stavano le ali di pollo fritte, poi ci stavano patate a forno, poi ci stava una pasta tipo lasagna che non si capiva che cos'era. Poi stava aranciata e Coca-Cola alla spina, quindi ma più acqua che aranciata e Coca-Cola. Sì, 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 in Portogallo sì, si spende poco, si mangia bene, però devi sapere dove andare, stiamo sempre lì, quindi stiamo sempre lì. Invece in Francia, ad esempio, dove sono andato, ho mangiato male. Ragazzi, partiamo da questo, è proprio un'altra cosa. Quindi è questo il problema. Abituato come me, meridionale, a mangiare bene, quindi mi trovo in difficoltà quando va. Puoi anche mangiare bene rispetto agli altri stati, però non sarà mai come casa al finale. Anche la pasta, devi essere fortunato se trovi pasta tipo Barilla, sta roba, diciamo, ste marche di cecco, costa una cosa di soldi. Tipo, faccio un esempio, in Finlandia, Capoverde, in Finlandia un mezzo chilo di pasta di cecco ti costava 3 euro. Sì, 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 questo sì, però stanno certe parti proprio a fuoco che non si può mangiare proprio nulla, zero. Sta a Mosca, ad esempio, in Russia, zuppe, 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 mi è venuto lo schifo. Oh, Marco, ma che fine hai fatto? Sei scomparso? Qualche rapimento alieno, Marco, non ti ho sentito più. Ho detto questo qualche alieno l'avrà preso. E ti è scomparso, bello e buono. Qualche alieno, roba aliena, niente. È la serata giusta, vedi?
No, Russia, guarda, ho fatto delle zuppe esagerate, certe zuppe con l'uovo sodo a metà, con della minestra, non si capiva niente. Ho detto, mamma mia, bene. Sì, sì, te scassate, ma stai divenne. E quando dice te mangiate? Un quintale, e mezzo chilo, un quintale, secondo me, solo per te. Mezzo chilo forse per te, Francesco. Poi hai fatto mezzo chilo per tua moglie, mezzo chilo per le figlie, quindi non era mezzo chilo. Vedi si è chiamato, eh? Cattivo. Mamma mia. La stessa cosa è come se vai in Finlandia e ci fai vedere. Oppure vai in Russia e porti la lice, che non si ci dice che cos'è. Abituato a tutte quelle zuppe, zuppe, zuppe. Zuppa e carne di maiale, zuppa e carne di maiale. Erano, sappiamo, Franci, erano. Verbo passato. Sei scassato. Erano. Ah, ma te lo giuro, come ti trovi il cat, Franci, eh? Sì, avvocato, ho capito, buona la zuppa, però tu stai in Russia, ti dico 10 giorni mangi la zuppa, capito? Questo è il discorso. Questo è il finale, invece tu stai 10 giorni a Sud Italia, mangi 10 cose diverse. E che ne so, un giorno mangi la parmigiana, un giorno fai il gatto di patate, un giorno fai una cosa, un giorno fai il fritto misto. Invece là era sempre la stessa storia. Cioè, alla fine che zuppa e carne di maiale. Zuppa diversa, cambiava solo l'ingrediente dentro, però sempre una zuppa era. Con la carne di maiale. Quindi come giravi, come sì, ma io stavo armato quando sono andato là, non ti preoccupare. Però giustamente volevamo assaggiare la cucina locale. Tengo l'UFO gigante, tengo. Sì, sono partito già io, tutto attrezzato ragazzi, quindi male che va, stavo armato. Pomodori, pasta, pesto genovese, olio d'oliva toscano, il banchetto italiano poi ragazzi, quindi lascio immaginare olive, olive farcite, alici di sciacca, caffè italiano, quindi stavamo sul mangiare italiano, solo la carne non avevamo, poi avevamo tutto, i dolci, cannoli siciliani, tutto avevamo. Solo la carne purtroppo no, quella non l'abbiamo potuto portare, però sì, sì, ragazzi, secondo me l'UFO si è preso la signora. Sia lodato. Vedi? Mi hanno ascoltato gli UFO, Marco. Sappia da signora. No? Ho detto vicino al mio compagno, ma perché non ci fermiamo lì al PAM? Che ci sta il supermercato, il PAM, quello arrosto. Ho detto fermiamoci qua, compriamo un po' di carne di maiale e facciamo pochi scorti. E va bene, non ti preoccupare, poi la troviamo là. Perché quando esci da Rosta, o Ciccio Salumiere, subito trovi il PAM. Quando vai a pigliare l'autostrada che poi ti metti su, diciamo, sull'autostrada di Torino, no? No, mi disse, quello poi lo troviamo in Finlandia, che pensi che la carne non ci sta? L'abbiamo assaggiato mezza volta, proprio una chiavica, proprio, Francesca sta nascosta, secondo me non vuole uscire stasera. Oh Marco, hai visto che tempo qua, guarda qua, questa è serata spettacolare per ripresa di UFO. Questa è proprio una serata eccezionale per una registrazione di UFO. Ci vuole essere proprio un UFO che cammina mo bello piano piano in questa nube bianca, tipo tutto luce blu. Ma sai che riprese faccio? Il cellulare è pure buono.
Sì, affama, ti giuro, leggermente proprio una cosa proprio, una cosa lieve proprio. Schizzeria, che stasera porta a porta. No, ragazzi, ma quella sta scendendo solo che non compare. Perché vedete, noi siamo 11 in chat, però al finale se contiamo quelli che siamo 5 o 6, quindi gli altri chi sono? Ci stanno 4-5 che sono misteriosi, quindi può darsi che fra sti 4-5 ci sta Narello acquato. Se, ma fa la seduta speritica. Mi ha pigliato perdono. Ah, saluto Francino, voglio a Napoli, ha fatto questo coppo TikTok, ha detto, "Wow, oggi a Napoli non c'è stato neanche un positivo, se ne ha rubato il coronavirus. Oggi nessun contagiato a Napoli, niente di meno. Dopo te lo devo fare, se lo trovo te lo mando. Dice, qua, se ne ha rubato il coronavirus a Napoli. Sembra a buttare numerato purtroppo. Dice al sud, oh, a Napoli neanche un contagiato. Risponde l'altro, ma ne che sanno rubare. Due morti, meno male. Allora non sta tanto aggiornato il ragazzo. Mamma mia. Ma si sta facendo proprio nero il tempo, guarda qua, va. Sta quella nuvola bianca a mare e poi tutto nero qua, fa paura proprio. Proprio che serata tipo horror stasera, proprio che le cose proprio film da paura stasera, proprio la notte dei morti dementi. Una volta l'ho visto quel film, ho sbagliato a mettere il link, io pensavo la notte dei morti viventi, invece quella era la notte dei morti dementi. Assassini, di qua fucking Pigraman. No, Silent no, avvocato stasera no, basta Silent Hill. No, stasera c'ho qualcosa di più tosto. Bravo. Io una volta in Finlandia abbiamo trovato una casa così, mi sono messo paura. Hai visto che cielo si è messo, Marco, fa paura proprio. Meno male che ho messo pure la Way, il cellulare questo qua si vede meglio dell'altro. Quindi ho detto faccio la diretta con questo qua perché questo ha 40 pixel di telecamera, quindi si vede meglio. Stile gotico. Quindi a pari piccolo UFO, che ti costa a fare una comparsa? Come riceve Domitille? I bonbon voleva. Pure Domitille è scomparsa. Franci, già ho visto, ho fatto il video prima, ho fatto vedere, hai visto come stiamo inguaiato, mamma mia. Proprio tutta la regione Campania, proprio tutto inguaiato, proprio. Sì, sì. E che giornata. E domani chiama a cucinare, Franci. Domani chiama a cucinare. O burrone no, ma ci fatti già oggi, no. Non stavo da burrone, no. Lo devo elaborare più o meno. La parmigiana no. La parmigiana la voglio stivare per domenica. Di gnocchi. Sì, sì, mi piace lo stile gotico, sì, sì. Perciò ho detto stile gotico, perché mi piace. No, niente solo, Francesco. Avvocatella si è mantenuto leggera, avvocatella. Hamburger. 500 grammi però, pesava. Gnocca a te cammino. Domani gnocca a te cammino, grazie. Tu scassate, ci. Veramente, che guai sto magna.
Invece Cristina si è mangiata mezzo chilo di carne e mezzo chilo di polenta. A mezzogiorno e stasera. Francesco si è mangiato 3 kg di radice. Vedi? No. Un hamburger di squattona di 500 grammi, piccolino. A Foggia secondo me ritorno a mangiare tra poco, a botte di parlare. Francesco ha detto Giuseppe, mezzo chilo di alice. Sì. Ah, tu dici per me? Non lo so. No, no, so con verità. Spaghetti a tonno. Mi sa che domani, sai che faccio? Grazie. Proprio una cosa che lagani e ceci. Secondo me se faccio lagani, le paciocche con i ceci, cioè le lagani in effetti, quindi la pasta con i ceci, quindi metà ceci di frullo e metà no, così viene una cremina densa. Mi sa, che la pensata non è male. Alfonso ti preoccupa che non senti il cane, e tu? Un coniglio, dove sta un coniglio, la gatta? Alfonso, quando torni mi sparaglio io e peperoncino. Allora, di mangiare chi è che l'ha creato veramente. Certe volte quello dico io. Stanno a pomiciare, ah, quindi c'hai gli amanti in casa, quindi gatto e coniglio. Oh, il primo cucciolo è mio, eh. Tu spaghetti con gamberi, ti spari, Cristi? No, secondo me, l'idea è buona. Lagane e ceci, quindi si usano le paciocche, quindi quella pasta bella piatta, poi frulli metà ceci e metà no, perché così esce quella cremina densa, 130 grammi di pasta e vabbè. Poi vediamo che cosa aggiungere dentro, se un po' di pancetta, un po' di guanciale, mo vediamo che cosa ci abbina di più per dare sapore, eh. Light, francese, sì, sì. Te Fog, sì, sì, lo so, Marco. Sì, sì, poi ce lo mangiamo, facciamo il coniglio gatto, in incrocio. Quello secondo me Francesco ci accarezza tutte le sere il coniglio. Secondo me lo sta rassegnando, dice, vedi che poi ti mangio, e lo accarezza, e lo pettina. Vedi che poi ti mangio. Lo sta preparando psicologicamente, capì? Oppure fosse bello anche un bel coniglio a forno con le patate, eh? È parecchio che non lo mangio, mo, un bello coniglio. Secondo me angarramo. Ogni volta sta connessione va bene, va bene. Pazzesco. Ecco qua. Hai visto Marco? No, ne ha portato niente di più. È scomparso. Neanche i stelle non si vede. Ah, fino a... Questa è la parte buona. Ragazzi, non vuole uscire la signora.
non vuoi sci. Sì, sì, si è perso. No, ma sta in giro a finale perché sono 11 persone. C'è da stare per forza. Però non vuoi sci. Mamma mia. Non vuoi sci, non vuoi sci, non vuoi sci. Sta a mondo, 2, 3, 4, 5, 6. E non ci troviamo chi conti, voglio. Qualcuno sta spiando. Oh, i ragazzi giù qua. Ogni tanto, da una parte nata a Luca. Il tempo non li ferma proprio, non ferma nessuno. Però mo è finito io, quindi si sta tranquillo. Comparire è scomparso e non lo può sapere. Quindi l'ha fatta apposta. Sì, sì, Franci ha voglia, stanno variando. Non ce la posso fare. Comunque è così, voglio. Annarella la vede offesa e non esce. Quindi non può uscire. Ma chi sei io? Uguale a prima. Ma che su? Perché io faccio uguale, sempre uguale da ora. Ma che buono? Quando ero su. Sì, sì. La rossa? Uno che il signore che mi ha detto io faccio fuoco. Uguale, la rossa. Se è più. Che buono? Se mi sta paura, però... adesso ci vuole vedere una dama, chissà ci vuole lo so a me. Che? Che buono, che? Se no tu guardi quando usi la pizza, tipo quando si mette a poco la pizza, ma la pizza sta dentro come una fa. Ma se non uso, guarda, è brutto. No, è triste. La pizza lo sei mo, la macchina. Io non può uscire proprio la signora. Non vuoi uscire, non vuoi uscire. Lo stesso quello che si mette a poco, quello che attualmente che piace a quello che manca, hai capito che cosa che piace? Ah, pezzo. C'è la più via, non la no. Puoi spurgarti, la pizza, quella la pizza. Allora se non andiamo iniziare con una sigaretta. Sì, avvocato è più o meno sì. Che? Sì, lo dico è più uguale. È più uguale. Devi mangiare. Che ora luci. Che tempo, voglio. Però mamma di. Mamma di non ci mamma di non faccio là. Questo è bello di Salerno, ragazzi, vedete? No, a nord, mi ricordo a Torino, che nessuno parlava. A Torino penso 5 anni non conoscevo le persone nel palazzo. Invece vedete qua si parla da un balcone all'altro tranquillamente. Sulla vista. Ah, un cane è buttato a Fonza a bacio. Ma Fonza sa chi in coppa come ci fa spaghetti io voi. Facciamo metti tu. No, no, Francesco. Si funziona, Ma io avete offeso la signora, non è uscita. si funziona, ci metti. Funziona. Non è attaccare ma la cosa non funziona. Abbastanza. Vabbè ragazzi, vi auguro buonanotte a tutti. La signora non è voluta uscire, l'abbiamo invitata, non è voluta venire. Faccio funzionare tutti. Sì, sì, stasera notte gotica, proprio. Guarda appena trovato. Ci mi sta proprio bello proprio. La serata è adatta, ma siamo sa Marco che più tardi qualche ripresa la faccio. L'hai trovato, Calabrese? Ci vuole lui, allora.
Bravo, notte gotica. Parla lui. Non sta piano, ma che io facciamo, vorrei stare in due di là. E lui cazzo. Stai due cancelli. Voglio scegliere quello che stai io per... Ma secondo me non ci sta, voglio, non vega nessuno. Non ci sta, non ce l'è. Ma io dovevo appena cercarlo. No, non ci sta, voglio. Ma chi conta tu? Un calabrese, no, non ci sta, riga. Perché se io sei una scuola... Secondo me lo sta cercando. Quando lui sta cercando? Ma tu capisci che piede piede anche ancora? No, mo c'è di tanto un estremo, ma oggi non è... Ma fa strano. Ma chi se ne fui sempre? Ma abiti già, smetta per... Ma chi ogni 2 o 3 se ne fui, Luca, Ma abiti se per... Gianni, quando era nato. mo sacci, ma ne fa più attenzione, però. Ma che belle evoluzioni. Chi come un scioglie così se ne fui? No, un short, proprio, sicuramente. Se qualcuno un toccano o fa qualcosa, mette pure se ne fuori. Ma se no verifica, ma se ne hai trovato camminava a casa, camminava. Bravo. Ciao, voglio, buonasera. No, ragazzi, si è perso un cane, ma un signore lo stava cercando e quindi diciamo che lo stanno cercando un cane, ma non lo trova. Ogni tanto scappa il cane, quindi allora mo il signore lo sta cercando. Quindi da qua io vedevo che il signore non ci sta. Quindi i ragazzi non lo vedevano dal lato loro, quindi ho detto no, vedi che non c'è. Quindi mo stanno cercando il cane. Vai tu a po', e tu macchina con il cane a po'. E ragazzi non è voluto proprio scendere. No, no, ma stanno cercando di trovarlo perché sono amici, capì? Allora mo tutti quanti vogliono cercare il cane. No, sai che cos'è? Quello l'ha sciolto. Allora quello il cane come se ha visto che l'ha tolto il guinzaglio se n'è scappato. Chissà dove adesso sta pure piovendo e cose, chissà dove si sarà nascosto. Ma il proprietario lo sta cercando perché la figlia piange giustamente che vuole il cane. Un guasino, come sempre. Quindi vedete ragazzi, qui noi abbiamo il telefono al balcone qua. Al finale non abbiamo bisogno del cellulare qua. Facciamo prima la coppa al balcone. Questo è bello del sud al finale. Queste cose a Torino non l'ho mai vista, ti giuro. Tanti anni, zero. E mangiamo. A forza proprio un pallino. A forza, vediamo che finisce sta quarantena, facciamo una grande arrostuta. Sì, sì, mi sa, che la scusa è buona, grazie. Sì, una grande grigliata facciamo. E le grigliate che le giritte, mo mia cognata aveva detto, mo basta mangiare. E giritte, no, giritte, sì, io devo fare la brace, la fornacenna. Qua abbiamo finito. Io ne ci fatta la pasquetta. La devo fare, quindi non mi interessa. Quindi grande grigliata. E già recuperò. E non ho mai fatto una pasquetta così brutta come quest'anno. Bello, custatello, custatizio, tutto bene con i gravù. E le cose proprio da dice, mo sto buono. Vabbè ragazzi, notte a tutti. La signora ci dispiace, non è voluta comparire, non fa nulla. Lo stesso comunque ci siamo divertiti. Abbiamo fatto una chiacchiera, quindi ecco lo stile gotico, Marco, Cristina. Più stile gotico di questo stasera si muore. Stasera è proprio notte gotica per UFO. Guardate qua, questa nuvola bianca e nero da qua. Spezza, io. Sta cosa a scadenza di termine. Voglio.
mi raccomando, dopo che avete sceso il gatto, il cane, i conigli, tutto quello che volete, non andate in cucina. Quindi il film non aprire quella porta. Quindi ragazzi, notte godica a tutti e stasera ci è andata male. Quindi stasera nada. Ci ha mandato in bianco, quindi ci ha fatto uno sfregio. Alfonso, come sai io quando subito mette l'acqua per la pasta. Ragazzi, se a Torino vedete le fiamme in un qualche appartamento, non sta prendendo fuoco nessuno, è Alfonso che sta arrostendo. Quindi se per caso nella notte vi dicono sta appicciando Torino, è Alfonso che sta appicciando la furnacella. Quindi non vi preoccupate. L'ho detto io, ma che finisce tutta sta cosa, giretto, devo dare fuoco a palazzo. Ha già fatto una mega furnacella. Hanno correre i pompieri a fa. Così o no, Franci? Vabbè, voglio. Buonanotte a tutti quanti. Corso Francia, è come zona Corso Francia, è come mi ricordo. Non so quante volte l'ho fatto quel Corso Francia. State zitti che un amico mio una volta ha fatto un guaio a Corso Francia, una cosa spaventosa questo. Non so se te lo ricordi, quel ciclista che è quello che fu investito, che morì, quel vecchietto che stava sulla bicicletta a Corso Francia. Quello che portava il camion era un mio collega di lavoro. Quindi sto parlando di tanti anni fa, eh. Questo non stava sulla pista ciclabile, diciamo, e il furgone, diciamo, l'aveva colpito, questo aveva sbandato e purtroppo all'epoca mi ricordo proprio tale e quale Corso Francia proprio, questo ciclista ebbe la peggio, diciamo. Quindi mi ricordo proprio Corso Francia, lo facevo tutti i giorni. Sì, sì, era un mio amico che portava il camion dell'azienda. Ma sto parlando di 5 anni fa forse, eh. E questo ciclista purtroppo toccò, oppure non ho capito perché stanno ancora in causa alla fine. Comunque, a finale è bella peggio parte un ciclista. Quindi diciamo per andare a Rosta io la facevo sempre quella Corso Francia, tutti i semafori, ti giuro, li odiavo. Per esempio Corso Francia, poi andavo a pigliare l'autostrada per arrivare a Rosta, no? Sulla destra. Dopo fatto tutto Corso Francia andavo sulla destra. Ma ti giuro, tutti i semafori a fa come schifo. Proprio, perciò Torino non mi piace. Ogni volta, ogni secondo, quel mannaggia la miseria. Sì, 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 con legno. Ogni volta, 2, 3 minuti, un semaforo. Un semaforo, un semaforo. Ma va a te. Sì, con legno rivoli, sì, sì. Mamma mia, ma è pazzesco proprio, quella strada proprio non si può fare, ragazzi. Credetemi, ogni 100 metri ci sta un semaforo. Sì. Grugliasco no, non fa schifo, no, no. Ci sono stato a Grugliasco, no, no, è normale, Cristi. Collegno, Rivolo, Grugliasco, ma sono stato dappertutto, quindi Rosta, ma diciamo quelle là più belle in effetti sono Rivoli, Collegno, diciamo quelle più particolari. Tra Collegno e Rivoli. Però Grugliasco non è brutto, no? Perché tutte le mattine quando facevo Porta Susa, Rosta, ogni mattina passavo proprio davanti Grugliasco. Poi pure Carmagnola è una bella città, dove fanno la sagra del peperone lì. Carmagnola pure è bella a finale. Venaria, ci sta a voglia di girare Torino. Piazza Statuto, dicevano a Piazza Statuto che lì ci sta l'esoterismo lì, che stavano le cose
esoteriche a Torino, quindi Piazza Statuto, tutte queste cose. Sono stato sul castello quello di Rivoli, poi un giorno sono andato con una mia compagna al castello di Rivoli. Io ho trovato tante coppiette là sopra, ho detto ma scusate, ma qua che ci sta? E quello mi ha detto un mio amico, ma Giuseppe, ma quelli ci vanno le coppiette là sopra. Ho detto, ma che ne so. Mi ricordo solo che ci sta un cannocchiale che si mette 1 euro dentro, 1 euro a volta si piglia, e puoi vedere tutto il corso Francia da sopra, corso Regina Margherita, col cannocchiale, quindi sul castello proprio di, di Rivoli. Però si piglia 1 euro. E puoi vedere da lì sopra, diciamo, da questo castello, tu puoi guardare, diciamo, Corso Francia, Corso Regina Margherita. Sì, a poi sono stato una volta solo con una mia amica di lavoro, ho detto andiamo a vedere sto castello di Rivoli che ci sta. Dice che si vede tutta Torino da sopra, la Mola Antoniana, tutta sta cosa qua, quindi poi in effetti è vero, solo che si piglia 1 euro ogni volta, un tuo telescopio là, il cannocchiale, come lo chiamavo io. Sì, a Superga ci sono andato, sì, sì, bello, sì, sì. No, no, ma sono stato dappertutto perché poi gli amici mi portavano ovunque a me. Allora tu calcola, tu sei di Torino, ma no? Il mio Chips che fa le patatine olandesi, sei di Torino, quindi lo devi sapere per forza. Quindi lui è il mio datore, diciamo, di lavoro, quindi ha tutto Amsterdam Chips a Rivoli, a Collegno. Adesso ha aperto pure 2 bar lì dove sta Corso Francia. Si chiama Fahrenheit questo bar adesso. Adesso ha aperto un desk bar, mi pare al, Alpegno, una cosa così mi pare, Alpegno, ha aperto un desk bar mo. Come le sue attività stavano ferme, ha aperto un supermercato da pochi giorni, quindi Alpignano, sì, Alpignano. Francesco Ferrara, penso che lo conosci, no? I fratelli Ferrara, Francesco e l'altro. E io lavoro con loro, in effetti. Loro facevano i mercatini qua a Salerno, li ho conosciuti qua. Sì, e tu se lo trovi e dici, ma Peppe a Salerno, vedi che ti dice? Apriti cielo. Sì, e io di solito sto lì con loro, quindi quando vado a Torino vado nelle case di sua proprietà, a Rivoli, Collegno, Carmagnola. Digli Peppe di Salerno, vedi che ti dice. Allora ti dico che ti farà vedere tutti i video che c'ha. Io gliel'ho promesso che gli butto il cellulare perché glielo faccio. Sai che fa? Quando bisticciavo con i carabinieri, sa, con la polizia, a Corso Regina Margherita, lui mi riprendeva di nascosto, capi? Perché sapeva il tipo che ero, no? E mi faceva i video e poi si metteva a pariare. Secondo me sull'iPhone che c'ha lui, secondo me c'era centinaio di video. Si metteva di nascosto e mi registrava. Una volta sono andato, stavo entrando, dov'era? Aspetta. Alla, alla, alla Sindone. Ma non è vero, Cristi. E vabbè, poi dipende, al finale. Stavo entrando alla Sindone e non avevo, mi ero dimenticato il passaggio per entrare da lui. Il foglio stava nell'altro camion, non l'ho messo nell'altro camion, con la targa nuova. Eh, comunque i carabinieri, quelli che stavano alla sbarra, non mi hanno fatto passare. Ho detto, ma come? Sono 2 mesi che vengo tutti i giorni, non mi ha mai cercato il documento, dico io, no? Stamattina, solo perché vedi il camion diverso. Ah, no, no, sai che ho fatto, Afonso? Ho chiuso il camion e ho bloccato Corso Regina Margherita. Francesco è dovuto correre da Rosta perché lui abita a Rosta, no? È dovuto correre da Rosta. Ha detto che ha combinato mo stavolta. Ho bloccato Corso Regina Margherita. L'ho bloccato, difatti poi quando è arrivato mi ha fatto il video.
Ha detto, ma che hai fatto? E dice, ma che ci fai? Che dice, tu capiti che chi sta 2 mesi e me cercare i documenti, ma mi cerchi i documenti perché ci cagna devo furgone. Poi io parlo napoletano, no? Poi lui è di Striano, quindi sa il napoletano. Vive a Torino, però è del sud pure lui. Oh, mi ha fatto il video, quindi glielo devo buttare il cellulare. Sì, sì, ma no, ma la cosa strana è che io sono entrato 2 mesi col permesso, col camion, e non me l'ha mai cercato. Ho cambiato camion, mi ha sempre salutato, veniva a fare il panino da me tutti i giorni, questo. Mi ha visto con un camion nuovo, mi cerca il pass. Ho detto, ma tu non stai buono, caga. Ma proprio così. Poi quando arriva a fare, io bisticciavo e lui registrava col cellulare. Quindi se quel cellulare c'ha centinaia di bisticci miei. Sì, sì, ma gliel'ho detto a Francesco. Francesco ha detto, questo non sta bene con la testa. Tu hai detto che hai capito che per 2 mesi mi ha salutato, mo voleva il pass. E ho detto, ma ci fa o ci è? Poi lascia stare il mio datore di lavoro, mi dava pure corda e diceva, vedi, hai ragione, tu non hai mai cercato il documento, mo una sola volta solo perché vedi il camion diverso, sa? Appicciavo un bro, appicciavo come di chi. Però mi sono divertito, 5 anni abbiamo fatto quasi la guerra là. Perché di qua? Sono arrivato a Porta Susa, mi sono tolto la cinta, è arrivato il vigile perché volevo far uscire la valigia del cofano dell'auto e dargliela alla ragazza per farla andare via. Viene il vigile a fo. Ah, stiamo senza cintura. Ho detto, ma tu veramente fai? Come sto senza cintura? Sto prendendo la valigia dietro l'auto. E comunque io dico, tu dici, io dico, al finale la mia amica stavolta ha registrato lei, la mia bisticciata con il vigile. E l'ha mandata al mio capo. Il mio capo poi l'ha mandata a tutta Torino, secondo me, quel video. In effetti è pazzesco, cioè io stavo scendendo, ho fermato l'auto, ho messo le 4 frecce. Mi sono tolto la cinta. Come stavo togliendo la cinta? Arriva il vigile. Ah, giovanotto, senza cinta. E dice, ma che stai dicendo? Ah, pure del sud. Ma perché che ti narici lo sud ci fatto? Fammi capire. E dice, ho messo le 4 frecce, ho tolto la cinta per togliere perché devo prendere la valigia dietro. E la mia amica poi mi conosce lei, no? Che io sclero facilmente poi. Poi specialmente se ho ragione. E mi ha fatto il video e l'ha mandata a mio capo. E il mio capo... cioè, alla fine, perciò ti dico. Dai, a Torino stanno più fulminati di qua. L'ultima volta però mi sono divertito, ho bloccato Corso Regina Margherita, mi sono soddisfatto. È arrivato il mio capo, un casino, il cugino, tutti quanti sono arrivati. Polizia, carabinieri, non si è capito niente quella mattina. Ho bloccato tutto il corso Regina. Tu hai presente il corso Regina Margherita? Dall'Iden fino al corso Regina stava bloccato. E vaffanculo, ah, c'è bloccato sana sana. Quando esci dall'autostrada, sta l'Iren sulla sinistra. Che poi viene, diciamo, il tratto lungo. Ho bloccato tutto, da lì stava il traffico. Cammina. Il mio capo è venuto con il motorino, la motocicletta. No, ho chiuso il furgone e me ne sono andato. Me ne sono andato a bar. Sono andato a bar a Corso Regina Margherita di fronte alla Mola Antoniana, il bar, come si chiama? Fragolita, che sta di fronte ai Giardini Reali. Ci sta ancora questo bar, che è loro. Sì, ci ho fatto posto in blocco, ci ho fatto a scipazzo. No, ho lavorato, però mi sono pure divertito al finale. Mo dovevo partire per la Finlandia, Sì, sì, ci sta ancora, sì, perché ce l'ho su Facebook, queste qua, Baffra Colite, ci stanno ancora le ragazze. Mi ricordo che la sera facevano la pericena, come si chiama da voi lì, perché ti prendi la consumazione di 10 euro e puoi mangiare tutto quello che vuoi, come fanno lì al nord, come dico io, la pericena.
Poi io chiudevo alle 9, mi mettevo nel bar fino a mezzanotte l'una e poi, poi da, diciamo, dai Giardini Reali arrivavo a Rosta perché avevo la casa a Rosta. E quindi tutte le sere, però con l'auto aziendale giustamente, andavamo a mangiare. Ci siamo divertiti. Al finale lì ai Giardini Reali sono stato 4 mesi di continui poi al finale. E poi ogni volta 3-4 mesi, 3-4 mesi. Un mese a casa, 2 mesi sopra. Ho fatto sempre così più o meno. Poi una volta ho fatto un mese, ho fatto ottobre e novembre a Porta Susa sotto la stazione nuova. Al finale ho girato da Grugliasco, Collegno, Rivoli, Venaria, Superga. Ma dov'è che non so, i Giardini Reali, poi ho fatto Parco Dora, Parco Valentino, ma dappertutto proprio. Però la verità, Torino a me mi piace, la verità. Bella, sì, sì, a me piace la verità. Pure mio fratello Enzo ha fatto il trapianto al figlio alle Molinette ed è stato pure lui lì più o meno un annetto e mezzo. Meno male che stavo pure io, così lo facevo compagnia all'epoca quando è successo sto guaio, che ha dovuto fare il trapianto di fegato perché il bambino è nato col fegato un po', diciamo, ma diciamo che non funzionava. Adesso sta bene, ringraziando Dio, e lui stava proprio, diciamo, di fronte alle Molinette, perché là ci sta un altro negozio e ho detto lì non consegno. No, pure per scaricare un camion lì, mamma mia, per una pedana ti devi bisticciare con vigili, carabinieri, tutti. Poi calcola che c'ha il magazzino sotto a Duomo di Milano, no? Ti lascio immaginare che ci vuole per arrivare lì, mettere il camion giustamente in un posto dove non dà fastidio, scaricare un bancale e non bisticciare con i vigili del posto. Mamma, lei. Da tutte le parti, ma lì no. Sono stato pure diciamo, a Legnano, a Milano, però già è più o meno caotico. Ma Milano centro proprio, mamma mia. Siamo stati a Brescia, ma Milano centrale proprio. Ah, Torino centrale sì, è caotico, sì, tutto quello che vuoi tu, però non come Milano, no. Vabbè ragazzi, notte a tutti quanti, quindi la signora non è voluto comparire, sta anonima. Ci sentiamo domani, buon appetito a tutti se andate di nuovo a mangiare e se no ci seriamo meglio a Bologna, sì sì. Facciamo una grande bolognese. Ci sentiamo domani ragazzi, buonanotte a tutti.